metto gli occhiali. Buonasera a tutti. Allora, come promesso, appunto diamo avvio al primo nostro, diciamo, appuntamento con la stampa e siamo appunto in grado in questo momento di dare intanto i dati ufficiali dell'affluenza in Regione Veneto. E la percentuale totale è del 44,6 ed è, diciamo, è molto meno rispetto alla precedente consultazione elettorale che registrava un più 16,52%. E, in particolare, vedendo tutte le 7 province, l'affluenza registra a Belluno il 35,3%, a Padova il 49%, a Rovigo il 41,2%, a Treviso il 43,8%, a Venezia il 44%, Verona 44,8% e a Vicenza 45,1%. Pensavamo già con l'applicazione dell'algoritmo di poter dare già un campione, una fotografia del futuro Consiglio regionale, ma ahimè c'è un certo rallentamento nelle operazioni di spoglio e abbiamo un dato finora del 13,9% delle sezioni scrutinate e pertanto diciamo, l'osservatorio elettorale ritiene di rimandare almeno a un campione del 50% per essere maggiormente attendibile l'applicazione che dopo vi parlerà la professoressa Cafa. L'unica cosa che possiamo dire è che al momento non hanno raggiunto la soglia di sbarramento la coalizione Rizzo e la coalizione Bui. Tutte le altre hanno raggiunto la soglia di sbarramento, quindi sicuramente in questo momento potranno avere dei seggi. Ecco, io adesso passo la parola sia alla professoressa Crafa che al dottor Diamanti che specificheranno meglio questi quanto vi ho detto. Prego, professoressa. Grazie. Allora, buonasera. L'algoritmo che abbiamo realizzato e il software corrispondente è in uso, l'abbiamo messo in uso, è stato integrato correttamente con il flusso di dati che arrivano dal Ministero. C'è stato un periodo di transizione, insomma nella fase iniziale in cui lo spoglio dei voti era praticamente nullo, c'è stato un momento per riuscire a incastrare perfettamente i flussi di dati che arrivano dal Ministero e quelli che escono dal nostro strumento. Ora è tutto a regime, quindi sta funzionando e siamo pieni di numeri, pieni di dati, però il senso di questi numeri è ancora relativo. Come si diceva, finché lo spoglio elettorale è al 15%, i numeri che abbiamo non hanno senso e quindi il Comitato Scientifico e Tecnico ha deciso di non commentarli proprio perché non hanno senso, no? Questo ricorda sempre che ok, i numeri, però finché non hanno senso è bene aspettare. D'altra parte il software, posso dire, sono circa 7000 righe di codice Java, un software abbastanza complesso, però lo stiamo testando in questa occasione e si sta dimostrando efficace. Vediamo col passare delle ore, col passare della percentuale, come evolvono le situazioni. Grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo a commentare un'elezione che ha un dato piuttosto chiaro, ma nonostante un dato piuttosto chiaro di base non possiamo negare che ci siano diverse sorprese. È già evidente quella che sarà nettamente la prima lista in Consiglio regionale, sarà la Lega con un vantaggio molto ampio rispetto alla seconda lista. Non solo, c'è l'ingresso in Consiglio regionale del candidato Szumski, verosimilmente potrebbe non essere l'unico consigliere regionale della sua lista e anche questa è un po' una sorpresa se ci basiamo esclusivamente sui sondaggi della vigilia. Ecco, però noi abbiamo preparato qualche dato e qualche elaborazione che magari possiamo
possiamo mostrare. Mi permetterete di guardare in basso perché io ce l'ho nel telefono ed è comodo. Non so se si può vedere, perché partiamo da un dato che è oggettivamente negativo per tutti, che è quello dell'affluenza. È un dato, ci si attendeva un calo importante, anche perché va detto 5 anni fa l'affluenza in Veneto fu molto elevata rispetto alla media italiana. E fu molto elevata, era un periodo diverso, eravamo appena usciti dalla crisi legata all'epidemia di Covid che riavvicinò i cittadini alle istituzioni, rialzando il dato di affluenza alle elezioni. Questa volta non c'è più quel traino, ma complessivamente bisogna dire che è un calo impressionante in una regione che era solita essere diversa dal resto del paese anche nei momenti di calo di affluenza e era solita mostrare dati più elevati. Allora, posso chiedere se vediamo le slide in ordine dalla prima? Non è questa? Eccoci qua. Questa è la rappresentazione dell'affluenza provincia per provincia, o meglio comune per comune. Più è scuro il colore, maggiore è la diminuzione dell'affluenza rispetto alla volta scorsa. Quindi vediamo un calo maggiore nelle province di Rovigo e di Venezia in primis e poi nella provincia di Verona. Dove tiene di più? Tiene un po' di più nella provincia di Belluno, tiene un po' di più nella provincia di Treviso l'affluenza. Però anche qui magari poi nelle prossime conferenze stampa potremo vederla in modo più dettagliato. Qui vediamo che soprattutto se vogliamo nel sud-ovest e nella costa c'è un calo di partecipazione maggiore. Andando avanti vediamo che abbiamo provato a scomporre un po' i comuni veneti in comuni capoluogo, in comuni con più di 15.000 abitanti e con meno di 15.000 abitanti per provare a capire se c'è un pattern che ci spieghi un po' questo calo di affluenza. Ecco, quello che va detto e che vedevamo anche nella mappa precedente è che è un calo piuttosto omogeneo, il dato è piuttosto omogeneo, l'affluenza è un po' più bassa nei comuni più piccoli, però complessivamente possiamo parlare di un dato molto negativo di affluenza e tendenzialmente omogeneo nel territorio veneto. Andando ancora avanti, annunciamo quello che molti di voi probabilmente già sapevano, però è giusto formalizzarlo, è il peggior dato di affluenza nella storia regionale del Veneto, cioè è l'elezione regionale veneta con il tasso di affluenza più bassa e purtroppo questa è la classifica delle elezioni regionali italiane con meno affluenza della storia. Siamo, penso, direi che siamo al 10° posto come elezione a livello nazionale, regionale, con il minor tasso di affluenza. Quella col tasso più basso è il Lazio 2023, poi Emilia Romagna 2014, però comunque questo è significativo, è un dato estremamente negativo. Ecco, abbiamo provato a fare una stima, più che una stima, basandoci sui dati storici delle regionali Veneto, abbiamo provato a paragonare questo dato non tanto con 5 anni fa, ma complessivamente con i dati storici tra coalizioni nella regione Veneto. Ecco, quello che sorprende, che si è citato poco fino ad ora, si tratta del secondo miglior risultato di sempre per la coalizione di centrodestra nel Veneto. Tolto il dato di 5 anni fa, è il miglior dato di sempre, superiore a quello di Zaia del 2015 e a quello di Zaia del 2010, superiore a tutti i dati con Galan presidente. Il centrosinistra invece sarebbe al suo quarto miglior risultato, quindi non parliamo di un dato particolarmente significativo da questo punto di vista, ma rispetto alle ultime tornate elettorali, in particolar modo rispetto all'ultima, ma anche rispetto alla precedente, c'è una crescita comunque anche del centro-sinistra. È interessante notare il dato degli altri candidati. In questo caso tutti sommati raggiungono il 7% dei voti, poteva sembrare un po' di più per l'effetto sorpresa di Chomsky, in realtà è il dato più basso di sempre dei candidati al di fuori delle coalizioni. Infine, anzi in realtà direi che possiamo fermarci alla prossima tabella. Anche in questo caso nel dato di coalizione abbiamo provato a scomporre i comuni per vedere se
c'è una differenza tra i comuni maggiori e i piccoli comuni a livello di voto per il presidente, e qui c'è ed è molto netta. Nei comuni capoluogo Stefani è in vantaggio 52 a 43, quindi è un vantaggio di 9 punti, che aumenta nei comuni non capoluogo con più di 15.000 abitanti, arrivando a 63 a 31. Nei piccoli comuni parliamo di un rapporto 68 a 23. Questo conferma una tendenza globale di centrosinistra forte nelle città, ma è un dato così netto che ci dice qualcosa di più anche, cioè ci dice la forza importante delle liste del centrodestra, che nei piccoli comuni sono state decisive. Quando abbiamo amministratori locali forti e radicati, sono in grado di spostare un po' il voto nei piccoli comuni, più che nei grandi comuni dove prevale il voto d'opinione. Ecco, in Veneto la differenza la fanno i candidati nelle liste del centrodestra. E direi che possiamo fermarci qui come prima analisi, poi avremo ulteriori approfondimenti nella prossima conferenza stampa. Io ringrazio moltissimo Giovanni Forti, Martina Carone, che stanno lavorando a questi dati sul fronte U-Trend, e mi fermerei qui. Non so se ci sono domande. Prego, Angela Pederino. I sondaggisti e gli analisti non sono aruspici, evidentemente osservano man mano che i numeri, come ci diceva la professoressa, diventano più rotondi, più consistenti. Oggi era stata